benvenuto a Tullio Solenghi, l'ospite di questa domenica. Grazie di essere qui. Ciao Michele, grazie, ben trovato. Grazie a te. Ti abbiamo visto recentemente su Rai 1 per una cosa catanese molto importante, il premio Le Maschere del teatro italiano. È stata un'esperienza bellissima. È stata un'esperienza bellissima ed è un'esperienza che io sto facendo ormai per il 16° anno consecutivo ed credo che sia una cosa che mi inorgoglisce, perché i premi al teatro non sono una cosa di tutti i giorni. Di solito si danno i premi alla musica, al cinema. Il teatro è sempre considerato un po' una Cenerentola. E allora, a imitazione dei César francesi, che invece hanno ben altra considerazione per il teatro, noi facciamo questo a casa nostra, a casa tua, a casa di Catania. Con il teatro Massimo Bellini. Ecco, ma si sta riprendendo il teatro dopo i 2 anni del Covid? Io credo di sì. Chiaramente una volta è cambiato il tipo di pubblico, cioè una volta c'era più l'abbonato presume che tu ipotechi il futuro, adesso ipotecare il futuro, come ben sai, nessuno ci pensa. Quindi si fa di più quello che noi chiamiamo in gergo lo sbigliettamento, cioè che ti compra il biglietto, ti viene a vedere la sera stessa o dopo 2 sere. Però arrivano, si sta riformando questo rito collettivo meraviglioso. Noi abbiamo imparato a conoscerci col trio, inutile che lo nascondiamo, però in realtà hai cominciato con Pippo Baudo. E chi non l'ha cominciato? Guarda caso è di queste parti. Allora, si chiamava Gran Canal. Allora, sei con Pippo Baudo in un momento, lo vediamo un attimo, dai. Quando ho conosciuto Solenghi, l'ho conosciuto in una veste insolita, stranissima, perché Tullio Solenghi faceva l'imitatore, faceva le imitazioni. No, mi vergogno. Fai le imitazioni? No, mi vergogno. Facciamogli fare le imitazioni, no? Fai le imitazioni. Senti, incomincia subito con l'imitazione di Villaggio. Lui fa un Paolo Villaggio che è straordinario. Fai Villaggio, dai. Chi ve ne voglio Che vede di questi Luna Park con i miei camellini di peluche? Lo faccio ancora adesso. Il Luna Park è una boiata pazzesca. Grandioso. Hai detto che lo fai ancora? Lo faccio ancora. Adesso io faccio uno spettacolo che è una serata villaggio, che si intitola Una serata pazzesca, dove io leggo alcuni brani dei suoi libri, perché molti conoscono il villaggio televisivo, quello cinematografico, ma l'autore Villaggio era altrettanto strepitoso. Per cui, come Gita alle grotte di Postumia, oppure Al ristorante giapponese, dei classici villaggeschi. Senti, ma ci ha fatto piacere rivedere anche Pippo Baudo, che salutiamo, è un piacere ritrovarlo, che rivediamo ancora insieme con te in un Luna Park del 79. Pronto, mamma? Sei preoccupata? Sul Luna Park? Sì. Tanta gente simpatica. Molti giovani, simpatici. Ci sta pure il Pippo Baudo. Scostumata? Questa sembra 85 anni ancora sta dietro per lacci. Quando senti Pippo Baudo non capisce più niente. Ciao mamma, non ti stai cazzo per favore. Allora, adesso però molti non sanno che il trio non è nato in televisione, ma è nato alla radio. È nato alla radio. Abbiamo fatto 4 anni di radio, un programma che si intitolava El Zapop in Radio 2, che ebbe molto successo e subito venne... E lì abbiamo sperimentato i nostri personaggi, quelli che è stata un po' la nostra palestra alla radio. Bene, allora proviamo a rivedere qualcosa. Tasto matto da Domenica In. Abbiamo riconosciuto naturalmente Massimo Lopez, Anna Marchesini, grandissimo. L'audio l'abbiamo lasciato un po' da parte. Senti, bellissimo. Come vi siete trovati voi? Ci siamo trovati lavorando. Io facevo... Con Massimo gli ho dato il testimone, dopo 7 anni al Teatro Stabile di Genova, lui mi ha sostituito nel Fu Mattia Pascal di Pirandello, guarda caso, ed ha continuato ancora qualche anno. Anna invece l'ho vista per la prima volta in televisione, ho lavorato con lei in televisione alla Rai di Torino per una trasmissione per la Svizzera italiana, si facevano ancora queste cose. Caspita, ma senti, come ci si intende quando si forma un trio?
Ma è una cosa molto, è uno sliding doors, diremmo oggi, cioè una cosa molto strana, magica. Non puoi dire prima, vorrei incontrare una persona con queste caratteristiche, per cortesia, cercasi per fare trio. Quando il curriculum... Capita, succede, Capita. come nei grandi amori, succede, e quindi... Che bello. Senti, poi tu hai fatto una cosa, avete fatto a Fantastico, in cui avete creato una di quelle cose vostre con l'Ayatollah Khomeini che ha provocato reazioni internazionali. Non ce l'abbiamo, ne parliamo, non lo mandiamo. Invece l'imitazione della famiglia reale inglese, 1986, Fantastico 7. Questa è tranquilla, Sì, più questa è tranquilla. riposante. Vediamo. Ecco Filippo d'Edimburgo, la regina Elisabetta e la regina madre. Elisabetta, la regina madre, Filippo d'Edimburgo. Prego, accomodatevi. Grandioso, senti, ma bellissimo. A parte di nuovo Pippo Baudo che ci fa piacere di vedere, ma fantastico, ma tu eri perfetto. E poi bisogna che qualcuno facesse era un trio con due femmine, noi eravamo un trio con due maschi, qualcuno doveva cambiare sesso. Nell'occasione ho ceduto io al cambio di Avete sesso. avuto un successo pazzesco Sì, su sì. quello. Quel Fantastico con Baudo fu l'ennesimo lancio che ci portò poi a fare I Promessi Sposi. I Promessi Sposi, due spettacoli, su Rai 1 5 puntate. 5 puntate, Sbaglio, 11 milioni Sì, ciascuno. 11 milioni di media con 14 milioni e mezzo della prima puntata. Ma pazzesco. Sì, io mi ricordo benissimo, era una cosa esilarante. Sì, era bellissimo. bello perché poi ti dava proprio l'idea che l'Italia si fermasse per guardarci. Ma no? davvero? Come raccontavamo che noi ai tempi del Lascio raddoppia Mike Bongiorno si diceva si fermava l'Italia per vedere Mike. Ecco, qualche annetto dopo è capitato anche a noi ed era una cosa straordinaria. Che bello. E successivamente avete messo due spettacoli in scena, due spettacoli teatrali di grande successo, Allacciare le cinture di sicurezza e in principio era il trio. Cominciamo a vedere qualcosina. Allacciare le cinture di sicurezza, così le commentiamo con Tullio Solenghi. Queste sono le immagini del Sistina. Come si faceva allora? Era il Sistina questo. Il Sistina gremito, per fortuna, era sempre così, con ospiti illustri in platea. Riconosciuto Lino Banfi. Caspita. Poi ce n'erano tanti, infatti vedi, i fotografi si scatenano perché vennero tutti a vederci. Che siamo nell'87. 87, sì. Ti ricordi tutti tu gli anni delle tue cose? Abbastanza, sì. Ottima memoria. Sì. Senti, invece, è questo che stiamo vedendo? E questo è un pezzettino della... Con Lopez. Che... Con Lopez, È la sì. trepidazione che mi prende quando Nella moviola. La moviola. E qui è il famoso pezzo dove poi io entravo con l'autoradio. Anche quello è rimasto. Senti, e questo era altro che corsivo che fanno i ragazzini adesso su TikTok. Voi avete inventato. Siamo stati i primi, devo dire. Siamo stati i primi, davvero grandiosi. E poi in principio era il trio. Proviamo a vederlo ancora, un altro. Eccomi con l'autoradio, vedi? Vediamo. Ah, sì, vediamo. Ma certamente, caro. Madame de Chambry è passato con noi tutta la serata, è più di un'ora che ti stiamo aspettando. Coraggio, porgile i tuoi saluti. Yuri Vassilievich, ho l'onore di presentarvi mia moglie Jasmine. Caspita, solenne. Qui, siccome io ero il marito che ha colto in flagrante la moglie con l'amante, loro si inventano la presenza della moglie dell'amante, come se fosse una coppia che lei ha invitato, ed è un personaggio invisibile, per cui si inventano un ectoplasma ai miei danni. Omaggi di che? Che Grandioso. madame è là, tesoro. E là, E là? i miei omaggi, baronessa de Chambry. Stupendo! Sediamoci tutti quanti adesso. Io Andava avanti su questo equivoco, era molto divertente. Fantastico, assolutamente. E poi vi siete sciolti nel 94, come dire, amichevolmente. Amichevolmente, sì. Separazione consensuale. Separazione consensuale,
noi, visto che non ci aveva messo insieme nessun committente, nessun produttore, ci siamo sempre detti, ci siamo scelti da soli e ci lasceremo artisticamente, poi siamo rimasti e siamo tuttora grandi amici, anche se Anna non c'è più. Purtroppo sì. Però appunto quando mancherà la creatività, quando non ci divertiremo più a inventare, vorrà dire che avremo fatto tutto e quindi torneremo ad essere amici, insomma. Fantastico. Infatti hanno celebrato nel 2008 i 25 anni con lo spettacolo Non esiste più la mezza stagione, ma andiamo invece, poi hai fatto Magalli con Domenica In e poi hai condotto Striscia la notizia con Gene Gnocchi. Con Gene Gnocchi, vediamo sì, un attimo. Direi che ci sono i nostri amici albanesi. Col clone di Striscia la notizia. A voi Striscia la notizia. Ma dai. Benvenuti, Striscia la Beriscia. Del giornale satirico di Albania. Una sola andata come di trasmissione in onda. Puntata. E noi subito conosciuto famoso. Conosce. Ma perché prendevate in giro gli albanesi? Allora no, intanto era appena venuto lo sbarco degli albanesi in Italia, famosa la nave gremita al porto di Bari, eccetera. Ma noi volevamo fare comunque una satira divertente di quelli che non vorrei ma non posso. Allora ci siamo inventati questa trasmissione che era Striscia la Beriscia, c'era Beriscia, era presidente dell'Albania e tra l'altro la cosa curiosa è che a un certo punto ci dissero no, dovete smettere perché è ingiurioso nei confronti di un popolo, eccetera, eccetera. L'anno dopo venne una troupe albanese a fare un servizio su Striscia e loro della troupe dissero ma perché non fate più Striscia la Beriscia che ci divertivamo così tanto? E dico, qualche solone eccessivamente... Senti, ho visto adesso che hai tolto le braccia al concerto, questa magnifica maglietta di Clint Eastwood, sì. che ha un significato. Ma il significato di uno dei miei miti, soprattutto anche del grande mito di Sergio Leone e del grande cinema italiano. Ecco, io sono cresciuto soprattutto con quei film lì. Che bello, veramente un bellissimo ricordo, complimenti. Poi hai fatto anche fiction serie, cose serie, Distretto di polizia, facevi il PM. Il PM addirittura, Poi Furore, hai fatto il sindaco Belgrano e poi sei andato a tale e quale show con Solenghi e ho fatto e ho cantato nei panni di altri personaggi. Vediamo qualcosa. Ho fatto dei transfert. Transfert li chiama Tullio Solenghi. Ah beh, questo è un omaggio al grande Lauzi. Bello, sì. C'è l'audio o non c'è? Puoi sentire l'audio perché qui è proprio... Senti, e questa idea dell'omaggio a Lauzi come era nata? Ma io Lauzi l'ho conosciuto e ho lavorato con lui, aveva scritto una sigla per un programma televisivo che facevo io e poi essendo genovese come me, della scuola genovese, l'ho sempre avuto nel cuore, così quando se n'è andato, lì se n'era già andato da qualche anno, ho voluto tributargli questo omaggio. Che bello, peccato che non abbiamo sentito l'audio, però forse lo sentiamo con sordi. Senti, l'immagine è perfetta, non so se abbiamo l'audio. Perfetta, sì. Perché voi cantavo nonnetta, ecco, lo posso doppiare. È vero, ma è fantastico, ma è grandioso. Avrai vinto lì, no? Mi sono classificato bene, sì, devo dire che alla fine ero, credo, secondo, qualcosa del genere. Come si fa a studiare un personaggio in quella maniera così Ma questo qua poi io lo faccio da quando ero ragazzino. Sordi, proprio anche un altro di quelli che mi c'è sempre nonnetta, sempre è sempre stato, ha fatto parte della mia vita. Però nella fattispecie quando io sono attratto da qualcuno, vedi un altro personaggio che ho fatto spesso che è Mughini, che deve, secondo me, io aborro questi audio che non si sentono, lo devo doppiare io, ma dai, ma per favore.
sono dei personaggi che hanno sempre una componente un po' marziana, un po' folle. Quella mi attira da morire. Ah, è quella che... Quella mi attira da morire. Sì, un personaggio un po' folle. Sì, Assolutamente. Attualmente chi è che va per la maggiore presso Solenghi? Beh, lui, perché nello spettacolo con Massimo, che abbiamo appena concluso, spettacolo teatrale, ne stiamo scrivendo un altro, e anche io faccio con lui un binomio di papi. Lui fa Papa Francesco e io faccio Papa Ratzinger. Ti prego. E dico, questa giornata che ho passato con voi qui a Antenne Sicilia rimarrà sempre nel mio cuore. Grazie Michele. Fantastico. Ho fatto con Massimo Rapporto quei 2 Star Case diretto da Roberto Valerio, sempre con Massimo Lopez, ancora. Ho fatto La strana coppia, eccetera, tante cose. Non ti fermi mai? No, diciamo che è anche un modo per esorcizzare il pensionato che è in me, perché io tecnicamente sono pensionato da circa 8 anni, però non mi rassegno a stare lì col plaid sulle ginocchia a leggere, a fare la settimana enigmistica, no. E allora continuo, anche perché poi la passione per questo lavoro non è ancora, per fortuna non è ancora scemata. Ci sono quelli tra i più giovani che ti piacciono, a parte... Ma ci sono di sicuro alcuni della scuola del genovese, vedi Cocuzza, vedi questo Maurizio Lastrico, che anche lui sta uscendo adesso. Genegnocchi è fantastico, no? Genegnocchi, il mio amico Genegnocchi. Genegnocchi è dinamite a livello proprio di creatività, perché gli vengono al momento, e allora magari tu hai preparato un copione con lui e lui te ne fa una, e allora ti devi adeguare, però insomma però sono belli anche incontri generazionali, assolutamente, quasi, e soprattutto incontri che ti elettrizzano, che ti danno qualcosa, non solo affettivamente certo, però anche a livello proprio di neuroni, insomma. E poi hai fatto ancora con Lopez recentemente, che tempo che fa, riproponendo gag esileranti che noi proviamo a rivedere finalmente. Stavolta dobbiamo sentire l'audio, vediamo se ci riesco. Mi assumo la responsabilità. Vediamo, dai, poi basta, solo questo. Che tempo che Massimo, siete proprio veramente in simbiosi perfetta, no? Sì. Massimo Simbiosi perfetta, oltretutto abitiamo anche nello stesso comprensorio, quindi come racconta lui, che è vero, non so, se ha bisogno di farsi fare un'iniezione mi chiama, io scendo da casa, mia moglie pazientemente sa di cosa si tratta, ovviamente vado da Massimo e gli faccio l'iniezione, a volte gli ho portato il latte perché si era dimenticato, insomma è veramente un rapporto da backstage continuo. A proposito di famiglia vera, tu hai anche 2 figlie, vero? Ho anche 2 figlie e non più tardi di 10 giorni fa ho festeggiato 48 anni di matrimonio. Che vorrei bello. Una medaglia al valore. Sì, davvero, anche un applauso. Anche a mia moglie, per carità, mia moglie Laura, soprattutto a lei la medaglia. Che lei si occupa di tutt'altro. Di tutt'altro, no? Lei ha lavorato in una libreria, poi adesso si occupava adesso è una chef vegana crudista, insomma ha fatto anche lei un bel percorso e stiamo insieme da quella data. Che bello, complimenti davvero, tantissime. Quest'estate sei riuscito a ritagliarti uno spazzetto di vacanza? Di cosa? Sì, con i nipoti che sono geniali, Samuele e Filippo. Sono piccoli? Uno ce n'ha una a 7 anni e l'altro ne ha 5. E quello di 5, per dirne una, l'altro giorno, infatti io li vorrei iscrivere tutte e 2 alla SIAE, alla Società degli Autori. Quello di 5 anni l'altro giorno accarezzava il gatto, loro hanno un gatto e mi fa no, vorrei tanto essere un gatto. E dico, perché così ti facciamo le coccole? No, perché così non mi lavo i denti. Devo dire strepitoso. Geniale. Respira un po' di aria di famiglia. Sì. Grandissimo. Grazie Tullio Solenghi per essere stato con noi, è stato un grande piacere, grazie per aver dato naturalmente un contributo così importante alla nostra città di Catania. In bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, viva il lupo e grazie Catania e grazie Michele.